Cioè 50% degli 11.625 isolati sono positivi, cioè 1 su 2 di chi a casa è positivo. Ma il dato ancora più interessante è questo invece. Quanti sono i sintomatici sui positivi? Sono 225 su 5.832. Vuol dire che fatto 100 i positivi, solo 3,86, quindi facciamo 4 sono sintomatici, hanno un minimo di sintomi, non vuol dire che sono in ospedale. In questo momento noi non abbiamo emergenza sanitaria ospedaliera. Porta i numeri il presidente della regione Veneto Luca Zaia, a parlare sono loro, mostrando una situazione in Veneto completamente diversa da altre regioni del paese. 29 sono attualmente le persone ricoverate nelle terapie intensive, una in meno di ieri, 7 le persone morte nelle ultime 24 ore. Non si dorme però sugli allori, il piano di sanità pubblica è in costante aggiornamento. Gli ospedali di comunità del Veneto cerchiamo di attrezzarli per, ad esempio, metterci le persone che ancora sono positive ma sono guarite. Un Veneto che si colora di rosa, non più con qualche punto di rosso, effetto del Covid, del numero di asintomatici, del tracciamento dei contatti, l'effetto dei tanti tamponi. E proprio sui tamponi il governatore ribadisce. Crediamo fortemente che sul fronte di test rapidi si debba continuare, tanto è vero che ci stanno dando risultati, tanto è vero che a livello nazionale il Ministero li ha adottati.